La banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene formalmente istituita nel 1995, ma già prima di quella data operava proficuamente attraverso la partecipazione del nucleo originario di eredità, tra l'altro, anche l'esperienza maturata dalle fanfare dei corpi provinciali dei civici pompieri. La banda risulta attualmente composta dal maestro direttore da 44 orchestrali permanenti. L'alto livello artistico da essi raggiunto negli ultimi anni contribuisce a diffondere una positiva immagine del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che rappresentano degnamente sia in celebri teatri che in importanti piazze italiane, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche, sfilate e concerti, dove la banda riscuote unanime apprezzamento dalla critica e da un grande successo di pubblico. Il suo repertorio comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea. L'elevato profilo musicale delle interpretazioni e il notevole spessore dei programmi proposti qualificano la banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra le migliori bande a livello nazionale e internazionale. La banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è diretta dal maestro direttore Donato Di Martire. Ha ora inizio la cerimonia di giuramento del 90° corso Vigili del Fuoco. Fa ingresso il sottosegretario di Stato dell'Interno, onorevole Carlo Zepiglia, che passa in rassegna ai fatti, accompagnato dal capo dipartimento prefetto Laura Lega
dal capo del corpo dei vigili del fuoco, ingegner Guido Parisi, e dal comandante delle scuole centrali, ingegner Fabio Soprea. Per posto, procede. Onorevole, sottosegretario di Stato dell'Interno, onorevole Carlo Spina. A causa dell'emergenza Covid-19, la tradizionale cerimonia di giuramento di fine corso ha subito importanti modifiche che prevedono lo svolgimento a distanza in modalità sincrona mediante la presenza presso queste scuole unicamente del polo didattico del Lazio composto da 43 unità, in collegamento audio-video dei poli didattici territoriali di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia Trapani, Sicilia Catania, Toscana, Umbria e Veneto, sono schierati altri 445 allievi per un totale di 488 unità, di cui 12 donne. Prende la parola il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Guido Parisi. Per posto, procede. Comandante, via Ricordo. Signor Ministro, signor Sottosegretario, autorità, colleghi, benvenuti e benvenuti alle scuole centrali adiacenti, storica casa dei Vigili del Fuoco. A voi tutti, cari allievi del battesimo rosso, in presenza di numero limitato e per particolarmente rivolgo il mio più affettuoso saluto. Auspichiamo davvero che quella di oggi sia l'ultima cerimonia che siamo costretti a organizzare in questa modalità. Sì, perché indossare questa forma non comprometta minimamente la solennità e l'elevato valore dell'impegno che ci accingeva ad assumere, è sempre più forte il desiderio di poterci finalmente ritrovare tutti insieme, nel luogo in cui le nostre nuove leve da 80 anni vivono una fondamentale esperienza professionale ed umana. Spiace che questo importantissimo percorso sia stato anche per noi segnato dalla pandemia che continua a condizionarci nella vita come nel lavoro. Forse è proprio per questo che oggi, più che mai, assume un significato molto speciale il giuramento di fedeltà ai valori della Repubblica, per strade e provinciali. In un momento così delicato del Paese siamo chiamati ad un ancora più profondo senso di responsabilità, così come ad un ancora più rigoroso rispetto delle regole e dei doveri civili e morali. Essere al servizio dello Stato, in fondo, significa anche questo, privilegiare sempre e comunque il bene comune, anche facendo talvolta ciò che come privati cittadini potremmo pensare di non essere obbligati a fare. La nostra vocazione è aiutare gli altri,
e siamo qui perché non intendiamo fermarci di fronte a nessuna difficoltà. I vigili del fuoco lo fanno sempre. In stare difficile perché siamo lasciati all'esame come è stata una evidente prova che certamente un'ampia parte dell'educazione pratica aveva già in capo i vostri colleghi, imparando dalla loro esperienza e condividendone anche lo spirito di sacrificio. Mi sia consentito di ringraziare il governo, in particolare anche il Ministro dell'Interno e il Sottosegretario, per l'attenzione e il sostegno che stanno rivolgendo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in termini di risorse economiche e umane. Da questo momento tocca a voi, allievi, in incarico protagonisti, una nuova fase, quella in cui scenderete in campo a fare soccorso vero, in quel mondo reale che forse troverete più vulnerabile e perciò stesso più bisognoso del nostro sostegno. Il ruolo dei vigili del fuoco, anche come componente fondamentale del sistema nazionale della protezione civile, è stato e continuerà ad essere preziosissimo, nonostante questa non sia la nostra conoscenza specifica. In momenti di forte incertezza, i cui sono sempre l'espressione di risolutezza e solidità, sappiate noi di contrastare l'incertezza grazie alla cultura dell'organizzazione, che già dagli anni avete iniziato a trasmettere, forte di una preparazione in materia di soccorso tecnico urgente, in cui siete divenuti velocitari. Carissimi, il nostro Ministero Pubblico, la nostra uniforme i cittadini riconoscono il valore dell'impegno, della responsabilità, del coraggio e dell'abnegazione, che sappiamo portare avanti anche oltre le umane parole. Lo sforzo di tutti durante l'emergenza del Covid-19 ne costituisce conferma, così come ne è conferma la giornata. Il pericolo del Presidente di fuoco comunque sia. Continueremo a dare il massimo lo slancio del circuito di singoli con dentro al cuore i colleghi che ci hanno lasciato. A voi tutti l'augurio di diventare pleni e appassionati interpreti della grande storia del Corpo Nazionale. Viva l'Italia, viva i Vigili del Fuoco! Prende la parola il capo di mantenimento, prefetto Laura Nera. A posto? Saluto il signor Ministro dell'Interno che ringrazio per il suo personale impegno e per quello del Governo a sostegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non manca mai. Saluto il signor Sottosegretario per la sua costante e quotidiana attenzione al Dipartimento e le altre autorità presenti, i colleghi e tutti i Vigili del Fuoco, i membri dell'Associazione Nazionale, le organizzazioni sindacali e quanti ci seguono anche dai poli di tutta Italia in collegamento diretto. Un saluto particolare desidero rivolgerlo ai neo-vigili del fuoco del 90° corso che oggi prestano giuramento. Rivolgo a tutti il benvenuto in questa scuola che dal 1941, e ricordo che quest'estate ad agosto abbiamo celebrato gli 80 anni di Capannelle, prepara questa scuola i vigili del fuoco ad affrontare le sfide quotidiane. Esprimo al direttore centrale per la formazione, al comandante di questo istituto, al corpo docente e a tutto il quadro permanente il mio più sincero ringraziamento per l'impegno e per la competenza dimostrata quotidianamente nell'azione di formazione e nell'organizzazione di una macchina complessa, qual è quella che qui viene gestita e che ha saputo affrontare anche la delicata fase del Covid. Rendo poi un reverente omaggio alla bandiera del corpo e al medagliere che rappresentano il sacrificio e i meriti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e rivolgo un pensiero speciale ai nostri caduti e mi unisco, immagino, insieme a tutti noi in un simbolico abbraccio alle loro famiglie. Ringrazio il capo del corpo, l'ingegnere Guido Parisi, per l'instancabile impegno, l'alta professionalità e le pregevoli doti umane, prima fra tutte quella della realtà costantemente dimostrata. Credo che il mio saluto poi non possa non andare anche ai familiari, agli amici dei neo-vigili del fuoco,
siate accanto ai nostri ragazzi orgogliosi della loro scelta. Il mio pensiero va proprio a voi ragazzi del 90° corso, che è iniziato un percorso professionale umano che vi deve inorgoglire. Oggi entrate solennemente in un'istituzione amata e rispettata per le sue elevate professionalità e competenze e per lo spirito di sacrificio che si spinge talora fino alle estreme conseguenze. La tutela dell'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente rappresenta una priorità assoluta per il Paese oggi e lo sarà, ahimè, anche in futuro. Purtroppo di fronte ai veloci cambiamenti climatici in atto che ci mettono di fronte a esigenze crescenti di garantire l'incolumità delle persone. Ed è per questo che il nostro ruolo sarà sempre più rilevante. Lo avete imparato qui in questi mesi, in questo luogo, dove avete imparato, oltre che le tecnicalità, quelle che sono, come dire, le arti del mestiere, avete imparato anche il sistema valoriale, un grande corpo dello Stato, che dovrete poi tradurre in esercizio quotidiano, costante sui territori, con professionalità, con coraggio, con determinazione, ma soprattutto con generosità e con grande senso di responsabilità, per onorare quella fiducia che Eurispes negli mesi scorsi ha certificato essere altissima, addirittura l'87,7%. Ricordate di meditare ogni giorno questa fiducia, di rispondere con entusiasmo e prontamente al bisogno, alla richiesta di aiuto da parte del pubblico. Oggi il giuramento, assumendo un impegno solenne di fronte al Paese, di fronte a tutti i nostri concittadini, e che vi definirà indissolubilmente i principi fondamentali alle leggi di questa Repubblica. E credo che dobbiate essere fieri, oggi è un giorno speciale nella nostra vita. Siate orgogliosi di entrare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Viva l'Italia, viva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Prende la parola il Ministro dell'Interno, prefetto Luciano Lamorgese, che presenzia in videoconferenza. Buongiorno a tutti. Allievi e allieve del 90° corso, desidero condividere con voi questo momento importante, questa cerimonia di giuramento che dopo un periodo di corso difficile segna il vostro ingresso nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco. Avete ultimato questo periodo di formazione e grazie alla professionalità dei vostri istruttori vi sono stati forniti gli strumenti tecnici e pratici per svolgere al meglio i compiti che vi saranno affidati. La formazione tuttavia non è soltanto addestramento operativo o trasmissione di nozioni, ma qualcosa di più ampio, vale a dire la costruzione e il consolidamento di un'attitudine ad essere pienamente adeguati anche da un punto di vista morale e comportamentale alla funzione che dovrete svolgere. Nei luoghi della formazione non si impara soltanto a fare, ma anche a essere, a saper essere, ad adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore, come recita la Costituzione, a indossare un uniforme nella piena consapevolezza degli obblighi e delle responsabilità che ne discendono. La trasmissione di questo patrimonio di insegnamenti, saperi ed esperienze, di cui molto è dato dai docenti, ma anche molto dagli esempi positivi dei colleghi più anziani, contribuisce ad alimentare una cultura professionale che diventa segno distintivo di un'amministrazione in cui si rispettano i suoi valori profondi e le sue forti radici. I Vigili del Fuoco rappresentano una delle istituzioni più amate e più volute dalla gente, perché le nostre scuole non formano solo degli eccellenti professionisti, ma soprattutto dei servitori del bene pubblico.
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del quale oggi entrate a far parte, è proprio questa sua capacità di vicinanza empatica e premurosa, di sapersi prendere cura ed entrare in sintonia con i bisogni più immediati e veri della cittadinanza. Siate fieri di questa appartenenza, del cammino che state per intraprendere attraverso un giuramento che non deve essere percepito soltanto come un adempimento formale, ma deve essere un momento di assunzione di un impegno solenne di fedeltà e dedizione al bene pubblico. Quest'anno abbiamo celebrato l'80° anniversario dell'inaugurazione delle scuole centrali antincendio. Da qui, da questa accademia di addestramento, nasce in un certo senso la grande tradizione della cultura antincendio della SAPI del nostro paese. Qui si costruiscono i dati, le basi di un capitale umano che ci viene invidiato anche nelle altre parti del mondo, proprio per la sua versatilità, per gli elevati standard di efficienza dei suoi interventi operativi, per la rinomata qualificazione dei suoi nuclei ad alta specializzazione. E come ha sottolineato anche il nostro Presidente della Repubblica nel messaggio inviato per la ricorrenza dell'anniversario, il successo della vostra istruzione rappresenta un investimento per tutto il Paese. Basti ricordare le grandi emergenze nazionali nelle quali i Vigili del Fuoco svolgono un ruolo fondamentale di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite. Terremoti, le alluvioni, i crolli, gli incendi, senza dimenticare la pandemia che ha così duramente colpito l'intera comunità nazionale. In tutte queste occasioni i Vigili del Fuoco hanno costantemente dato prova di un impegno generoso e infaticabile di vicinanza alla collettività, di lealtà e di affidabilità. Quindi io vorrei davvero segnalare questi aspetti che per me sono fondamentali e che riguardano un po' quella che è il vostro essere, e quindi davvero io spero che il vostro percorso professionale prosegua con lo stesso immutato entusiasmo che vi ha spinto ad abbracciare questa professione, e sono davvero lieta di accogliervi oggi nell'amministrazione dell'interno e auguro a tutti voi buon lavoro e ovviamente a tutti coloro che sono collegati, e un pensiero a tutti coloro che hanno perso la propria vita per il bene comune. Auguri a tutti e ben arrivati nella nostra amministrazione, dove saprete far valere la vostra professionalità e il vostro impegno. Grazie a tutti. Il direttore centrale per la formazione, ingegner Gaetano Vallefuoco, dà lettura della formula del giuramento. A posto? Presenti, la bandiera del Signore del Corpo Nazionale per il giuramento. Presenti, la bandiera. Preparati.
Signori, la bandiera. La bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco lascia lo schieramento. Se posso, onore, la bandiera d'istituto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il sottosegretario di Stato all'Interno, onorevole Carlo Sibiglia, dopo essersi congedato dalle autorità presenti, lascia il luogo della cerimonia. Il direttore dello schieramento lascia la cerimonia. Io ringrazio tutti quanti per l'autorità, per la loro presenza, ringrazio i ragazzi che sono stati in questo periodo al comando, hanno vissuto il comando e si sono comportati in maniera adeguata all'ingresso nel Corpo Nazionale. Quindi grazie e grazie per la vostra presenza. Ragazzi, mi raccomando, avete un uniforme di servizio che ha anche un dispositivo di protezione individuale. Quindi adesso che iniziate un percorso di lavoro augurandoci tutti quanti che sia il meno possibile impegnativo per la collettività, ma ormai la situazione del multirischio che anche il Ministro
Ministro ha accennato, è importante che voi tenete la concentrazione su tutte le conoscenze che avete preso in questo corso, però non bastano le conoscenze, bisogna avere anche le capacità. Le capacità si fa con l'esperienza, seguiti i consigli dei più anziani, e assolutamente un grande bocca al lupo per il vostro futuro, e un augurio anche alle vostre famiglie che vi hanno supportato in questo periodo, sperando che i prossimi giuramenti siano in presenza anche delle famiglie, perché è un momento importante per tutti voi e per tutti noi. Auguri ancora. Grazie. impegnati con le vostre abilità, con le vostre conoscenze, perché tutto quello che abbiamo fatto, anche i nuclei specialistici che sono stati fatti, dei SAF e tutto quanto, sono venuti dai vigili del fuoco. Noi siamo stati i primi a proporre idee al Ministero per poter crescere sempre di più. E questo mi auguro che anche voi con le vostre conoscenze possiate creare e far crescere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Complimenti e buona fortuna a tutti. Grazie.